Tragedia della strada nel tardo pomeriggio a Volpago del Montello. Una moto esce di strada e si schianta contro un palo. 2 vittime, un 32enne e una 24enne. E a Revine Lago stamattina un centauro di 69 anni grave dopo essere finito in un dirupo. 2 anni fa la morte di Mattia Battistetti nel cantiere di Montebelluna in paese. Una camminata per ricordarlo. Un abbraccio commovente tra la mamma del 23enne e quella di Andrea Soligo, altra giovane vittima trevigiana sul lavoro. Se il PNRR è a rischio soprattutto per colpa dell'amministrazione del Sud, noi siamo virtuosi in linea con l'indicazione dell'Europa. L'attacco del presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte. Rubata al ristorante La Borsa con il PC, la stella della scherma paralimpica si rivolge sui social direttamente al ladro. Tieniti la borsa e il suo contenuto, ma inviami almeno i file della tesi che devo consegnare a breve. Subito smascherati dai carabinieri a Castelfranco i 2 malfattori che sono fatti consegnare da un'anziana 1.000 euro con la truffa del falso incidente occorso al figlio. Tra gli italiani rimpatriati in questi giorni dal Sudan, ripiombato nella guerra, c'è il docente moglianese Sandro Grispan che racconta della fuga e della profonda tristezza dell'aver dovuto lasciare studenti e colleghi. Successo ieri sera per la sfilata delle Amiche per la Pelle che Antena 3 ha trasmesso in diretta da Cima d'Olmo, moda sì ma soprattutto sul palco la forza di tante donne che hanno combattuto e sconfitto il tumore al seno. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la cronaca di un sabato tragico sulle strade della Marca. L'incidente, la tragedia che avviene nel tardo pomeriggio a Volpago del Montello. Una moto che esce di strada e si schianta contro un palo telefonico. 2 le vittime che erano in sella alla moto, un 32enne di Breda di Piave e una 24enne di Montebelluna. Vediamo il servizio. L'invio dell'elicottero da parte della centrale operativa del SUEM 118 è stato del tutto inutile. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di un uomo e di una donna, un 32enne di Breda di Piave e una 24enne di Montebelluna. Davanti si sono ritrovati una scena terrificante, i corpi a terra volati per metri, uno dei caschi finito addirittura in un tombino. Entrambi erano a bordo della motocicletta uscita di strada poco dopo le 5:15 del pomeriggio in via 18 giugno a Volpago del Montello, vicino all'incrocio di via San Martino. La moto da cross, una Ducati Hypermotard rossa, ha terminato la sua corsa contro un palo. L'impatto è stato micidiale, ragazzo e ragazza sono morti praticamente sul colpo, disarcionati dal mezzo. Sul posto, oltre all'elicottero del SUEM 118, ambulanza, automedica e i carabinieri della compagnia di Montebelluna per i rilievi del caso. Si stanno sentendo possibili testimoni. Salgono così a 16 dall'inizio del 2023 le vittime della strada in provincia di Treviso. L'ultima tragedia sempre in moto risale al 4 aprile scorso, quando a perdere la vita a Revine Lago era stato un 28enne di Cison di Valmarino, Danny Mattiuz. E proprio a Revine Lago un altro incidente questa mattina, un'altra moto da cross, questa volta in sella un 69enne che è uscito di strada con la moto mentre percorreva un sentiero sterrato ed è precipitato in un dirupo per circa 5 metri. Sono gravi le sue condizioni. Appunto di questo 69enne soccorso nei boschi di Lago in comune di Revine. L'incidente in via degli Alpini. Alcuni passanti hanno dato l'allarme sul posto, non facilmente raggiungibile. Sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero di Treviso Emergenza che ha trasportato d'urgenza il ferito al Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. Esattamente 2 anni fa l'incidente in cantiere a Montebelluna che costò la vita a Mattia Battistetti a soli 23 anni. Nel tardo pomeriggio di oggi a Montebelluna una camminata in suo ricordo da via Magellano, luogo della tragedia, fino alla biblioteca. Con la mamma di Mattia anche quella di Andrea Soligo, il giovane morto sul lavoro nel gennaio 2022. Ho tanti bei ricordi di lui, la sua felicità, la sua solarità, la sua disponibilità verso gli altri, verso la famiglia e le sue tante idee che aveva per il futuro, le sue tante ambizioni. Certo, era un ragazzo di 23 anni pieno di vita e quindi aveva una vita davanti che gli è stata stroncata. Ecco. Il suo simbolo è la farfalla, noi lo abbiamo identificato con la farfalla, purtroppo lui è la farfalla dalle ali tarpate. 2 anni sono passati da quel maledetto 29 aprile del 2021, da quando un carico di impalcature sganciatosi da una gru ha travolto la vita e le speranze di Mattia Battistetti, 23 anni appena. In tribunale a Treviso mercoledì ci sarà una nuova udienza, ma un
Un conto è la verità processuale, un altro il dolore senza fine di amici e familiari che si sono ritrovati per una camminata in sua memoria tra il luogo della tragedia in via Magellano, dove ora le case che Mattia stava costruendo sono belle e finite, e la biblioteca comunale. Ad abbracciare mamma Monica anche Paola Simeoni, mamma di Andrea Soligo, il 25enne di Vedelago morto nel gennaio 2022, sempre sul lavoro a Tezze sul Brenta. La disperazione e la richiesta di giustizia le accomuna. Purtroppo ci siamo conosciute nella disperazione. Paola è stata sfortunata quanto sono stata sfortunata io, perché anche lei ha perso un figlio nel lavoro, un figlio giovane, un figlio pieno di vita, un figlio con 2 creature a casa, tra l'altro. Io sono la mamma di Andrea Soligo, morto anche lui cadendo da una scala sul lavoro. Stiamo cercando di fare giustizia, però fino adesso non abbiamo ricevuto niente. Cerchiamo di andare avanti. Oggi partecipo qua con la mia amica per Mattia. Ma quella degli incidenti sul lavoro resta una piaga da affrontare con strumenti adeguati. Non dovrebbero succedere, invece ne succedono 3 al giorno. Ieri sono avvenuti 5 incidenti, anzi mortali sul lavoro. Non dovremmo nemmeno chiamarli incidenti, veramente dovremmo chiamarli omicidi, perché non avverrebbero se fossero rispettate sempre le norme di sicurezza. Purtroppo ci sono pochi controlli nel nostro paese perché ci sono pochi ispettori e ispettrici. Bisognerebbe da subito intervenire su questo. Siamo vicini alla famiglia in questo momento, perché è la prova più difficile per dei genitori. Quando perdi un figlio muoiono anche i genitori, perché e organizzare questi eventi aiutiamo la famiglia, perché facciamo rivivere Mattia, e sono convinta che Mattia è sempre qui con noi. Io ho tanti bei ricordi di Mattia. Uno ad esempio è che quando ero incinta del mio primo bambino avevo le voglie e nessuno aveva voglia di accompagnarmi a prendere dell'uva, avevo voglia di uva e Mattia è stato l'unico che mi ha accompagnata, e era la prima volta che lo vedevo, ancora non ci conoscevamo, e da là ho iniziato subito a volergli un gran bene, e per questo esattamente un anno fa, ieri, sono nati i miei 2 gemellini, e il maschietto l'abbiamo voluto chiamare Mattia in suo onore, perché se lo merita e non meritava assolutamente quello che è successo. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso apriamo però la pagina politica con il forte attacco di Mario Conte come presidente di ANCI Veneto, prima ancora che come sindaco di Treviso, con lui oggi anche il sindaco di Conegliano Chiesi. Il tema è quello del PNRR, se il PNRR è a rischio e soprattutto colpa, dice, delle amministrazioni del Sud. Noi siamo virtuosi e in linea con le indicazioni dell'Europa. Tutti i comuni veneti hanno fatto degli sforzi enormi per riuscire a stare al passo con i tempi, con le previsioni e le indicazioni date proprio dall'Unione Europea per rispettare il cronoprogramma del PNRR, e devo dire orgogliosamente che Treviso è perfettamente con i tempi indicati. Devo dire che però, come purtroppo temevamo, non tutte le regioni d'Italia sono nella medesima situazione, e quindi dovesse saltare per carenza di progettualità e ritardi nelle tempistiche da parte di altre regioni d'Italia, rischiamo di perdere tutti. Questa sarebbe una cosa davvero grave. Gli ostacoli alla famigerata messa a terra del PNRR hanno nomi e cognomi e svelano ancora una volta un'Italia a 2, se non più velocità, nord da una parte, sud dall'altra. Questa è la fotografia scattata 15 giorni dal voto dal sindaco di Treviso Mario Conte, anche nelle vesti di presidente dell'ANCI regionale. Sulla falsariga Fabio Chies, primo cittadino forzista di Conegliano, se per il capoluogo la partita vale oltre 100 milioni di euro, per la città del Cima supera i 50. Ci sono comuni come Conegliano che è passata da 6 milioni di euro di investimento a 50 milioni nel 2022, ma abbiamo tutte le risorse e le capacità per metterla a terra, siamo perfettamente in linea con le date che ci sono indicate dal PNRR. Dispiace che altre parti d'Italia non siano allo stesso punto e non vorremmo a causa di questo rischiare di perdere dei fondi indispensabili per l'aggiornamento del nostro paese. Il fronte politico è incandescente. Pochi giorni fa, proprio a Treviso, il leader 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva invece denunciato l'incapacità dell'esecutivo Meloni a gestire il piano nazionale di ripresa e resilienza. In ogni caso una soluzione ci sarebbe: rimettere in pista per nuove progettualità le amministrazioni virtuose del Nord.
ma noi le abbiamo detto più volte di guardare con attenzione al Nord Italia, perché qui abbiamo tutte le competenze e le capacità per rispettare i tempi del PNRR e per rispettare gli impegni presi, come abbiamo sempre dimostrato di fare negli anni. Ricordo che mesi fa dicevamo proprio che ci mettavamo a disposizione perché il timore era quello di non riuscire a investire i fondi del PNRR, e Treviso insieme ai comuni veneti si era resa a disposizione perché abbiamo la maggiore percentuale di capacità di investimento, e quindi se c'è il timore di non investirli devi affidarti a quei comuni che hanno dimostrato maggiore capacità. Così non è stato, e oggi tutto il tema del PNRR è un po' a rischio, ma sono anche convinto che ci sono i tempi e i margini per recuperare la situazione. E adesso entriamo proprio nel vivo della campagna elettorale vera e propria per Treviso, appesi ieri sera e già strappati a Varco Manzoni, a Treviso, i manifesti di Fratelli d'Italia. A farlo sapere via social il coordinatore elettorale del partito, Marco Della Pietra, che insieme ad altri militanti aveva affisso manifesti con la Premier Meloni soltanto poche ore fa. Di stamattina, giornata in cui la zona causa mercato è affollata di gente e anche di gazebo delle varie forze politiche, la scoperta che sono stati appunto strappati via, come vediamo nelle immagini. Abbiamo molti manifesti e molta colla, è stato il sarcastico messaggio inviato agli autori del gesto dallo stesso Marco Della Pietra. Restiamo in ambito centro-destra, presentata l'ultima delle 4 liste che appoggiano il sindaco uscente Mario Conte. A Porta San Tommaso è stata la volta proprio della lista che porta il suo nome. Con i 32 candidati della lista Mario Conte si chiudono le presentazioni ufficiali delle 4 liste che appoggiano il sindaco uscente alle prossime amministrative del 14 e 15 maggio. Una civica che riunisce varie componenti della società, ci sono architetti, impiegati, cuochi, c'è chi è impegnato nel mondo del volontariato e chi nel tempo libero si dedica allo sport, c'è il mediatore culturale e poi c'è il candidato consigliere più giovane che ad appena 18 anni intende portare la voce dei ragazzi al Palazzo dei 300. Sul palco si alternano volti nuovi e vecchie conoscenze come gli attuali assessori Manera, Nizzetto e Tessarolo. Ci sono consiglieri uscenti e veterani della politica trevigiana come Giancarlo Iannicelli, che disegna la Treviso dei prossimi anni, sempre più votata al mondo universitario, in attesa che nel 2026 Ca' Foscari entri al Turazza. Diventerà non una città che ha l'università, ma una città universitaria. Si prevedono migliaia di studenti. Questo darà un tono anche internazionale alla nostra città. È una città turistica, non dimentichiamo che i giornali internazionali, New York Times, Guardian, hanno dedicato pagine alla nostra città in questi 5 anni. Se anche su queste amministrative pesa la grande incognita astensionismo, per alcuni osservatori c'è una sfida tutta interna al centrodestra tra la lista del sindaco e quella della Lega. Sono sostenuto da 4 liste molto forti, composte da persone per bene, da professionisti, da studenti, da pensionati, da lavoratori, da persone che hanno davvero tante esperienze personali da mettere a disposizione e a servizio della comunità, e poi la competizione interna fa bene per il risultato. L'abbiamo visto nelle immagini tra i volti della lista Mario Conte sindaco, anche l'attuale assessore all'ambiente Alessandro Manera, protagonista questa mattina di uno scontro in diretta nella nostra prima edizione con Sossio Vitale, candidato della lista Denardi sindaco, che appoggia dunque il candidato del centro-sinistra ed ex appartenente della maggioranza della precedente amministrazione, quella di Giovanni Manildo. Il tema è proprio quello dell'ambiente e degli alberi in particolare. Sentite. Se vogliamo parlare di ambiente eccetera, l'ultimo bilancio che abbiamo, l'assessore Gazzola ha postato sul capitolo di bilancio nuove piantumazioni, 700.000 euro. Ora la domanda è... Scusa, quanti alberi in più corrispondono? La domanda è, in 5 anni quanti alberi in più avete piantato? 6.248. Allora, guarda, io faccio... Guarda, questa è la mia materia. Viale Cesare Battisti, sono state tagliate gli alberi, sono 2 anni che non sono state... Ma non c'entra, sono 6.248. Se qualcuno dice il contrario, siccome c'è una delibera di giunta con parere tecnico su questo, vuol dire che abbiamo detto il falso e allora ci denunci. Invece, siccome siamo passati... è una cosa... No, attenzione. Siccome questa cosa è già venuta fuori, c'erano poco più di 20.000 alberi, siamo arrivati quasi a 27.000.
Siccome ci sono dei costi di manutenzione, se diciamo qualcosa che non è vero vuol dire che stiamo dichiarando il falso e che ci sono dei pareri tecnici falsi. Andate alla Procura della Repubblica domani mattina. Siccome non l'avete fatto, ma siccome non c'è bisogno di andare alla Procura della Repubblica, perché quando si dice non è vero, ma io non sto dicendo non è vero, io sto dicendo quindi li abbiamo piantati 6.000 alberi. Ho una constatazione che la parte che davanti a casa tua non ci sono gli alberi. Non abito in Viale Cesare Battisti, ma comunque la domanda è dove sono stati piantumati, perché la percezione che si ha di queste piantumazioni non ci sono. Ripeto, noi abbiamo appostato sul tema nuove piantumazioni 700.000 euro. Ma, scusa, 700.000 euro. Saranno dati in manutenzione perché gli alberi non li avete messi. Ci sono, scusami però. Nuove piantumazioni. Allora, allora ci invita un'altra cosa, io porto ci sono i pareri tecnici che dicono una cosa e voi che avete stanziato 700.000 euro. Vuoi venire a fare un giro? So che magari uscire dalla città può essere complesso. Vuoi venire Guarda via che io Orsenigo? abito fuori città, vuoi venire via quindi è inutile che Orsenigo? fai. Vuoi non è che mi provochi, assessore, io faccio l'avvocato. Vuoi venire via Orsenigo? Vuoi venire via Orsenigo? Andiamo a fare un giro? Dunque lo scontro stamattina tra Vitale e Manera. Restiamo in ambito centro-sinistra perché oggi tra le varie proposte del candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio Denardi è stata presentata anche un'idea di scuole aperte oltre l'orario della didattica per diventare contenitori sociali e a cui i quartieri possano fare riferimento. Lo spunto arriva dal progetto Scuole Aperte, lanciato e discusso a livello nazionale. Sedi scolastiche aperte oltre l'orario della didattica. Ci sono esperienze che arrivano anche a sera inoltrata per ospitare attività educative e di volontariato. Dalle Medie Martini di Santa Maria del Rovere è il candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio Denardi, affiancato dai candidati consiglieri di Treviso Civica, a calare sul territorio trevigiano questa prospettiva. Il Ministero determina il programma scolastico, ma l'edificio scolastico è di gestione di competenza del Comune, quindi è proprietà del Comune. A questo punto, una volta espletato l'orario scolastico, l'edificio comunale rimane in gestione del Comune. Quindi la possibilità che c'è è quella che in parte già avviene, di utilizzare questi spazi per dare ulteriori servizi sia agli studenti e ai ragazzi, sia agli adulti e agli anziani. Sicuramente può funzionare anche a Treviso, in parte già funziona, in molte realtà, per esempio nella realtà dove lavoro io, la scuola è già aperta al pomeriggio perché ci sono attività musicali e a fianco a queste attività, volte a tanti ambiti anche di eccellenza, ci sono anche attività per i ragazzi che hanno bisogno di un recupero, hanno bisogno di essere avvicinati, affiancati, hanno bisogno di qualcosa per loro. Abbiamo constatato che c'è una comunità fiorente a Treviso di attività di volontariato eccetera, che potrebbe trovare nel comune un interlocutore privilegiato che mette a disposizione gli spazi e coordina un'attività che mette a servizio di tutta la popolazione. Di nuovo il centrodestra, ma questa volta la lista Con Te, che raggruppa le anime di Forza Italia e Coraggio Italia. Abbiamo l'ambizione di rappresentare i moderati di centrodestra. Noi siamo qui, abbiamo un bel programma, siamo assolutamente convinti che il sindaco Conte abbia amministrato molto bene e ci riproponiamo per dargli una mano per fare questi ulteriori 5 anni. Moderatissima con un'identità precisa, così si presenta la lista Con Te a supporto del sindaco uscente Mario Conte, rappresentanti della società civile e 2 simboli di partito, Forza Italia e Coraggio Italia. Un esperimento che può diventare un modello, dice Andrea De Checchi, vice sindaco uscente e capolista. A ribadire il concetto anche i parlamentari arrivati a supporto. La coalizione è plurale, ampia, e la componente centrista e moderata del centrodestra, che vuol dire che è sempre ancorata al centrodestra e non ha minimamente tentennamenti di essere terzopolisti o una volta di qua una volta di là. Noi siamo convintamente del centrodestra. Oggi più che mai deve esserci il centrodestra per una continuità territoriale, in regione e ovviamente a livello governativo. Avanti sempre con coraggio. Quanto ai candidati consiglieri, ognuno fissa i propri obiettivi. Non dimentichiamo le periferie che hanno bisogno sicuramente di più sicurezza, di risolvere diversi problemi di viabilità e di risolvere diversi problemi di sicurezza stradale. La priorità è indubbiamente lo sport, in un'amministrazione che deve continuare ad essere rappresentativa per il centrodestra,
e Coraggio Italia è presente, Conte è presente e ci rappresenta come centrodestra. Nutrita la presenza femminile, tra i volti quello di Giuliana Tocchet, ex assessore a Mogliano Veneto, a certificarlo una forzista doc. Sono molto orgogliosa di questa squadra di donne, avranno delle belle professionalità da portare avanti e io ho pensato che a questo punto, dopo grandi esperienze amministrative, devo fare l'allenatore e mi metto fuori campo. Viva le donne! E poi c'è quello che si chiamava fino a qualche tempo fa terzo polo, prima un po' della bagarre tra Renzi e Calenda. Parliamo di Azione Televiva Futura, le politiche economiche al centro dell'incontro organizzato dal candidato sindaco Nicolò Rocco insieme a un ospite d'eccezione, il giornalista Oscar Giannino. Lo sviluppo economico visto nel piccolo, nella realtà dei territori, per poi allargare su vasta scala le politiche necessarie a far ripartire il paese. Perché ci sono tante sfide, dalla carenza di personale alla disoccupazione giovanile e femminile, ai salari da rivedere, che aspettano l'Italia nei prossimi mesi. Sono queste le tematiche al centro dell'incontro organizzato da Azione Italia Viva Futura, con due volti noti della politica economica e della cultura liberale, come Oscar Giannino e Alessandro De Nicola. Entrambi, analizzando l'attuale situazione del paese, hanno parlato della necessità di un'alternativa ai governi di centrodestra e centrosinistra che in questi anni si sono alternati a livello nazionale. Con Rocco qui a Treviso e in altri comuni inizia un processo diverso, quello di tentare di radicare nei territori, perché i territori servono, siamo partiti da quello, una rappresentanza fuori da questa destra e da questa sinistra, i cui risultati sono stati abbastanza disastrosi, perché noi l'alto debito, la bassa partecipazione al mercato del lavoro, la curva demografica declinante, la bassa produttività, i 4 cantoni della bassa crescita italiana li dobbiamo ad anni di alternanza tra di loro. Serve a questo e io sono molto grato a chi si impegna in queste battaglie sul territorio. Che ci sia un'alternativa credo che sia un gran bene. Qua a Treviso sono riusciti quelli che propongono un'alternativa a trovare anche un candidato eccellente che peraltro ha già esperienza politica, giovane, capace, conosciuto in città, e quindi spero proprio che faccia molto bene. Sono molto contento che due figure che hanno una cultura politica così importante siano presenti, perché la cultura politica repubblicana e quella liberale forse oggi sono minoritarie tra virgolette a livello partitico, ma sono fondamentali a livello culturale. Come stai, Oscar? Che bella cosa. Guarda che ti ho portato. E all'incontro non è certo passato inosservato l'arrivo della capolista del Partito Democratico Antonella Tocchetto, che sgombra però subito il campo da qualsiasi possibile maliziosa lettura. Io sono venuta solo per salutare Oscar e Alessandro, che sono stati i giovani repubblicani quando io ho iniziato a fare politica, e con loro ero in direzione nazionale del partito a 19 anni e il segretario nazionale dei giovani repubblicani era Oscar Giannino, per cui per me è veramente un ritorno al passato. Devo dire la verità, non potevo non passare, anche se io non sono con la loro lista, sono capolista del PD, però loro è un pezzo della mia vita, è un pezzo della mia storia. Le rubano alla borsa con dentro il PC e la tesi di laurea, allora lei lancia un appello al ladro, parliamo di Bebe Vio, lo vediamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, torniamo dunque alla cronaca, non perde il sorriso neppure rivolgendosi direttamente al ladro via social, ladro che al ristorante le ha rubato il computer con dentro la tesi di laurea. Parliamo della campionessa di scherma Bebe Vio. Per favore, vi chiedo per favore, dentro la borsa c'era il mio computer con la mia tesi scritta, finita, e io devo consegnare la tesi e iniziarla ora è impossibile. La borsa con il computer, con i file della tesi di laurea appena completata, rubata alla campionessa di scherma di Mogliano Veneto Bebe Vio. È stata la stessa atleta paralimpica, in un video postato su Instagram, a renderlo noto nel tentativo di recuperare il prezioso materiale rubato. Questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l'altro giorno. E tra l'altro grazie a tutti, perché ero appena tornata dal funerale di nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con insomma il furto della borsa.
Nella borsa effetti personali, gli occhiali da vista senza i quali dice da 2 giorni vede ben poco e gli occhi si sono gonfiati per quello, l'ultimo saluto all'amato nonno Giorgio e il furto della borsa al ristorante. Bebe non si dimostra, malgrado questo, arrabbiata, solo molto preoccupata. Sfodera anche in questa occasione il suo proverbiale sorriso e si rivolge direttamente al ladro. Neppure lo rimprovera, tieniti tutto, gli dice, ma fammi riavere la mia tesi. Dentro il computer c'è un file che si chiama JCU. Adesso vi scrivo tutto. Se tu sei il ladro e stai guardando questa cosa qua, ti prego, mi puoi fare un Dropbox, una qualsiasi cosa, un WeTransfer, con quella cartella con scritto JCU, che dentro ci sono gli appunti, la tesi e tutto quanto? Tieniti tutto, ti prego, ma per favore, ridammi gli appunti e ridammi la tesi, perché sono in crisi nera e io mi devo laureare tra poco, quindi io non voglio potermi non laureare, ti prego. Nonostante tutto, conclude nel suo messaggio l'autore del furto: te ne sarei immensamente grata. E poi c'è l'ennesima truffa del finto incidente, una novantenne raggirata a Castelfranco, ma subito smascherati i malviventi. Non l'hanno fatta franca i 2 malviventi senza scrupoli che hanno raggirato un'anziana di quasi 90 anni con la truffa del falso incidente. I loro movimenti sospetti sono stati notati dai carabinieri, che li hanno bloccati con i 1.000 euro che si erano appena fatti consegnare dalla pensionata e arrestati per truffa aggravata in concorso. L'episodio in pieno centro a Castelfranco, vittima un'anziana contattata al telefono da un uomo che, facendosi passare per un avvocato, le ha fatto credere che il figlio avesse causato un incidente stradale e che per risarcire il danno fosse necessario versare i 1.000 euro. Di lì a poco alla porta di casa si è presentato un finto carabiniere che, preso il denaro, ha raggiunto il complice per darsi alla fuga. Ma i carabinieri, quelli veri, stavano tenendo d'occhio in via Volta il loro veicolo e hanno deciso di controllare i 2 occupanti, risultati essere un 48enne, quello che si è finto un militare, e un 34enne, entrambi di origini napoletane e già noti alla giustizia. Per i 2 arresto in flagranza, convalidato in queste ore dal giudice che ha disposto per il 48enne gli arresti domiciliari e per il 34enne l'obbligo di dimora nel capoluogo campano. Quanto all'anziana, le sono stati subito restituiti i 1.000 euro consegnati ai 2 malviventi. I militari di Castelfranco stanno proseguendo le indagini per capire se i 2 possano essere i responsabili di truffe analoghe nella Marca. Cambiamo argomento. Tra gli italiani rimpatriati in questi giorni dal Sudan, ripiombato in guerra, c'è il docente moglianese Sandro Grispan, che racconta della fuga e della profonda tristezza nell'aver dovuto lasciare studenti e colleghi lì. Dopo un mese del mio arrivo, purtroppo è scoppiata questa guerra e quindi con tutto quello che sta accadendo purtroppo a Khartoum. Sandro Grispan, moglianese, architetto e docente formatosi allo UAV di Venezia, è uno degli italiani rimpatriati nei giorni scorsi da Khartoum, capitale del Sudan, dove era arrivato il 15 marzo per iniziare un corso universitario che non si terrà più. Sembrava doversi risolvere in 3-4 giorni il conflitto tra paramilitari ed esercito regolare, ma dal 23 aprile è stato chiaro che la situazione stava precipitando. Ho iniziato a ricevere dei messaggi dal numero di emergenza dell'ambasciata a Khartoum che appunto un'evacuazione era in atto e che avrei dovuto raggiungere la residenza dell'ambasciatore italiano. Io mi trovavo a 3-4 chilometri da quel posto e dovevo raggiungerlo con un mezzo proprio. Ho attraversato l'area in cui i soldati stavano al momento bivaccando per arrivare appunto alla residenza dell'ambasciatore italiano. Siamo sempre stati accuditi e ben trattati. L'arrivo a Roma, quindi il rientro in Veneto per Grispan, che aveva già insegnato in Sudan e in un altro scenario politico non semplice, il Ruanda. Questo conflitto ha una dimensione enorme, internazionale, coinvolge diversi stati. Il docente ha dovuto rivedere i suoi piani, ma il pensiero va agli studenti e ai colleghi lasciati laggiù. Insegnando in Africa io ho sempre appunto visto nei giovani le difficoltà con cui loro cercano di studiare, cercano di rapportarsi anche a una normalità che vedono in altre nazioni, ed è proprio tristezza che si prova nell'immaginare che cosa
qual è la realtà in cui sono ora. C'è una realtà ancora estremamente drammatica in corso, tragica per tutto quello che sta accadendo, e il pensiero va sicuramente a chi è rimasto lì, a quello che sarà dopo, come la vita dovrà riprendere. Adesso a Pederobba, una giornata importante e storica per la comunità, con l'inaugurazione del municipio completamente ristrutturato. Un super applauso al sindaco e all'amministrazione. Per un municipio così non ha neanche a Milan. Inaugurazione con battuta del presidente del Veneto per il municipio rinnovato di Pederobba. Tanti cittadini presenti alla cerimonia di questa mattina a Onigo, la presenza del presidente Zaia che, ringraziando le maestranze che hanno ristrutturato l'edificio, ha lanciato un messaggio alla vigilia della festa del lavoro. Buon 1° maggio, un pensiero ai lavoratori e soprattutto alle lavoratrici. La parità di genere si raggiunge quando le signore, le donne, le ragazze riusciranno ad avere gli stessi stipendi a parità di professionalità dei maschi. Dal sindaco Marco Turato un inciso rivolto soprattutto ai giovani. L'amore per il proprio paese è questo che fa la differenza, e dobbiamo tutti avere amore e rispetto del nostro paese, perché solo rispettando il nostro paese, solo volendogli bene, possiamo raggiungere degli obiettivi così importanti. 1.600.000 euro l'investimento per rinnovare il municipio, per la gran parte coperto con fondi regionali e per il risparmio energetico, considerando che così efficientato l'edificio tra energia elettrica e riscaldamento non costerà più di 20.000 euro l'anno. Lavori che hanno imposto spostamenti di uffici, ma anche la riscoperta dell'archivio, con gli atti comunali del Podestà che da oggi sono esposti al pubblico. Diverse le curiosità, tutte da scoprire tra i fogli che hanno più di 100 anni. Abbiamo aperte le porte della casa comunale a 360 gradi, tirando fuori dall'archivio registri del 1902, il primo registro del comune di Pederobba, per cui vedete anche voi attraverso queste immagini che la storia di Pederobba è stata scritta ed è stata scritta molto bene. Da Pederobba, signoressa di Trevignano, dove il locale Gruppo Alpini festeggia i 60 anni della fondazione con una 2 giorni iniziata questa mattina con un ideale passaggio di testimone. Noi c'eravamo. Sono stati loro i protagonisti dell'inizio celebrazioni per i 60 anni del Gruppo Alpini di Signoressa. Bambini dell'elementare che guarda la Casa delle Penne Nere, bambini che si sono preparati a questa festa disegnando a modo loro il mondo alpino. Volti, ma anche cerimonie raccontate con le matite colorate, ma anche vissute personalmente nella loro sacralità, come il tricolore innalzato da 2 alunni. O ancora la deposizione della corona ai caduti sulle note del Piave. Tutto vissuto con trepidazione da bambini, ma anche dai genitori, e immortalati negli immancabili telefonini, per fermare nel tempo questo primo passo dei propri figli nella consapevolezza. Questi bambini sono stimolati, noi vogliamo stimolarli, che condividono i nostri valori. Questi bambini insomma devono capire i valori alpini. Certo, noi cerchiamo di trasmettere ai bambini i valori alpini, che sono valori di tutti. Oggi con questa giornata andiamo a fare lo scoprimento di una teca che è contenente Terra del Piave, del Montello del Grappa e di Nicolaiesca, simboli importantissimi per noi perché qui nella terra trevigiana abbiamo fatto l'unità d'Italia. Oggi soprattutto i bambini, protagonisti delle 2 giorni di festa del gruppo che ha donato loro queste attrezzature per la palestra. Domani, con la sfilata e la benedizione del nuovo gagliardetto, prima della messa sarà tutta la comunità di Signoressa a festeggiare i primi 60 anni delle loro penne nere, cantando, come hanno fatto oggi i bambini, una delle canzoni inconfondibili degli alpini. Adesso a Cimadolmo il successo ieri sera per la sfilata delle Amiche per la Pelle che abbiamo trasmesso in diretta proprio da Cimadolmo. Oggi siamo qui per festeggiare quello che è meta, cioè quello che è l'obiettivo finale, guarire e tornare alla vita. Ed è stata davvero una festa quella di ieri al Palasport di Cimadolmo. Festa tra i tavoli e festa dei tanti che hanno seguito da casa la diretta di Antena 3.
L'occasione è stata la sfilata di moda delle Amiche per la Pelle, associazione che riunisce e sostiene le donne che affrontano un tumore al seno, che Graziano Dall'Acqua con la festa dell'asparago ha voluto fortemente nella struttura gestita dalla Proloco. Abbiamo portato avanti una sfilata, passatemi, che va oltre il vestito. Abbiamo portato avanti una sfilata che premia tutte quelle signore che si mettono in gioco e che hanno la volontà di andare avanti. Sono tutte mie colleghe, siamo tutte colleghe. Prima, quando è entrato quel dottore lì che si chiama dottor Ballestieri, c'è stato un Nola e quindi ognuna di loro ha passato un'esperienza, diciamo, importante. Vi dico che tra loro c'è una ragazza che stamattina era in oncologia e ha fatto la terapia. È molto timida di solito, però lei stasera ci vuole essere. Io non ci credevo, però Fabio, lei è qui. Ed è questa la forza di queste donne che con il sorriso hanno affrontato il palco, così come anche con la grinta del gruppo hanno affrontato il cancro. Perché i momenti, sicuramente ci sono dei momenti in questo caso un po' difficili, però la forza del gruppo aiuta tantissimo e anche serate come questa aiutano l'umore e noi sappiamo che l'umore buono aiuta anche a superare tante difficoltà. Anche dalla Regione un sostegno per le donne che vivono questi momenti difficili, che rischiano di allontanarle dal mondo del lavoro. Con i fondi comunitari che sono gestiti dal mio assessorato, noi mettiamo a disposizione delle reti che proprio prendano la donna, che in questo caso è la nostra ammalata, che è una donna coraggiosa, che vuole riprendere, e le accompagna verso il nuovo posto di lavoro o il mantenimento del posto di lavoro. Uno spettacolo che non è stata solo una sfilata. 7 i quadri presentati al pubblico, dai cartelli sulla bellezza che la malattia non deve umiliare, ai palloncini rossi per dire che i risultati si ottengono mettendoci il cuore. E ancora i guantoni per combattere il tumore, fino al brindisi per il traguardo della guarigione. Quasi una ventina le donne di tutte le età che hanno varcato le quinte tra gli applausi degli spettatori per i vestiti, per la sfilata, ma soprattutto per la forza d'animo che hanno dimostrato a tutti. Per me è sempre un'emozione sfilare con loro, con l'associazione, nonostante tutto quello che abbiamo passato noi, è una forza e tutti noi insieme siamo una forza. Complimenti a queste donne da Cimodolmo a Silea, oggi e domani al Parco dei Moreri, un'iniziativa dedicata alla danza che mette in contatto le generazioni. Questa mattina la danza genitori-figli. Adesso nell'era dei social dove ognuno scrolla TikTok continuamente ed è solo in camera, ritrovarsi e danzare e vivere la musica rispetto a quello che riesce a mandarti come messaggio interno è qualcosa di assolutamente di grande e che va anche affrontato. Io non credo che tutti i ragazzini siano anche pronti a vivere un'emozione così. Veicolare le emozioni, guardare oltre i social, ripristinare le relazioni. Per questo Comune di Silea e Collettivo Tersicore hanno dedicato 2 giorni alla danza, trasformando il Parco dei Moreri in una pista naturale per ballerini di tutte le età, professionisti, aspiranti, semplici appassionati. Inclusione, la parola d'ordine, con particolare attenzione ai portatori di disabilità e poi il dialogo tra generazioni e affetti. La lezione che ha emozionato tantissimo è stata quella tra genitori e figli, dove il connubio tra il genitore e il figlio si è integrato attraverso il movimento, il gioco, le forme e le dimensioni. Anche io ho danzato questa mattina, ho danzato con mio figlio, proprio perché penso che anche noi che amministriamo, quando promuoviamo delle azioni culturali nel territorio, le dobbiamo conoscere, le dobbiamo sentire nostre ed è stato un momento molto emozionante, è stata veramente un'esperienza che mi porto nel cuore e che posso comunicare perché l'ho vissuta e sono molto fiera di aver avuto questa opportunità. Danza contemporanea, creativa, classica e poi le coreografie perché, dicono le maestre, la tecnica resta fondamentale, anche con quella si veicolano le emozioni. È necessario ritornare a comunicare e specialmente comunicare attraverso il corpo, che questo è il mezzo fondamentale che ci permette di essere completi nella nostra espressività. Adesso andiamo nel Bellunese.
E c'è la cronaca in primo piano, parliamo di sfruttamento della prostituzione, una casa di appuntamenti camuffata da centro massaggi è stata proprio scoperta dalle forze dell'ordine. Prostituzione a Belluno in un fittizio centro massaggi in via Col di Lana. A seguito di indagine da parte della prima sezione della squadra mobile, una donna di origine cinese con dimora a Milano, che si fa chiamare Silvia, è stata ritenuta responsabile della gestione di una casa di appuntamenti celata dietro al paravento di un centro massaggi Tuina, nonché di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di più persone formalmente sottoposte ad un rapporto di impiego. Anche Belluno purtroppo vede una situazione di questo tipo che non è frequente, ma sulla quale ci siamo concentrati, e devo fare i miei complimenti alla squadra mobile perché è stata davvero molto abile nel stroncare questo fenomeno, che è assolutamente deprecabile, perché appunto si tratta di sfruttamento della prostituzione, e quindi la nostra attenzione è sempre massima sotto tutti i profili. La squadra mobile di Belluno ha dato per questo esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, applicando alla donna la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Belluno. Nel corso dei mesi, 5 dipendenti, tutte di origine cinese, hanno fornito a una clientela proveniente anche da fuori provincia prestazioni sessuali a pagamento, applicando una tariffa tra i 50 e i 100 euro. Difficoltà investigativa maggiore è stata l'osservazione dell'indagata e delle parti offese, dei loro comportamenti e di come venisse percepito il denaro da questa e poi trattenuto. L'ipotesi che all'interno venisse esercitata attività di meretricio trovava la prima conferma verso la fine di ottobre 2022, quando un cliente contattava il 113 asserendo di essere stato trattenuto da 3 donne cinesi all'interno del centro a causa di un'elite avente come oggetto il prezzo da corrispondere per i massaggi ricevuti. Il centro funzionava attraverso l'utilizzo di un'utenza centralino, pubblicizzata in vari siti di incontri online, attraverso la quale venivano fissati di media una decina di appuntamenti al giorno, ma solo ad italiani. Questa mattina un uomo munito di torcia è stato visto scavalcare la recinzione di una concessionaria d'auto in via Tiziano Vecellio e si è introdotto furtivamente all'interno di un prefabbricato in lamiera posto sul retro. È arrivata rapidamente una volante, l'uomo si è dato alla fuga ma è stato fermato dopo un centinaio di metri opponendo resistenza e minacciando gli operatori con fare intimidatorie. È stato comunque portato negli uffici di polizia, dove si è verificato che si trattava di un 37enne polacco senza fissa dimora, già segnalato per aver trasportato all'interno del furgone parti di veicoli non giustificate. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale. Ancora la cronaca, da una lite si scopre della droga. La lite è quella di una coppia residente in Nevegal. Questo litigio che scoppia, con 2 chiamate viene chiesto l'intervento di una pattuglia sempre della polizia. Sul luogo si portano 2 volanti della questura che hanno trovato i 2 coniugi all'esterno dell'abitazione decisamente arrabbiati e per accertare l'entità del litigio gli agenti sono entrati all'interno dell'abitazione e vi hanno trovato un importante quantitativo di droga, più di 100 grammi di marijuana, 30 grammi circa di hashish e una settantina di spinelli preconfezionati contenenti marijuana e tabacco del peso complessivo di 77 grammi, definita dai 2 come la loro scorta per l'uso personale. La droga è stata sequestrata e la coppia è stata denunciata. La politica adesso, meglio l'amministrazione, si è svolta a Chiesta al Pago, infatti la seduta del Consiglio provinciale, sono ricominciate le assemblee itineranti dell'organismo che in questo modo vuole toccare tutto il territorio raggiungendo tutte le vallate dal Feltrino all'Agordino. Sono riprese le sedute itineranti del Consiglio provinciale, che intende uscire da Palazzo Piloni e toccare tutte le località del territorio. È stata l'occasione per approvare il rendiconto della provincia 2022 che chiude con un avanzo libero di circa 1.800.000 euro, quindi devo dire un risultato anche importante dal punto di vista economico, che però al momento noi teniamo fermo soprattutto in vista di capire qual è l'intervento da parte di ANAS per il pagamento delle manutenzioni straordinarie e ordinarie sulle strade ex ANAS. È stata un'opportunità per far conoscere il territorio,
la immensa bellezza di questo territorio, ma anche la fragilità che ha il comune di Chies. È stata anche un'occasione per far conoscere le potenzialità del comune di Chies, che soprattutto la potenzialità sull'acqua, in quanto è attraversato da 8 torrenti. Questo territorio ha anche 24 sorgenti e 2 centraline. Abbiamo anche puntato così il dito perché l'altro anno avevamo messo in previsionale 400.000 euro di entrate alle nostre centraline e purtroppo con l'anno Horribilis 2022 le entrate sono state solamente 120.000 euro, quindi abbiamo dovuto riequilibrare il bilancio con l'avanzo di amministrazione. All'ordine del giorno c'era poi anche la relazione della consigliera provinciale di parità. Ho presentato anche il programma di cui mi occuperò nel 2023, che ci sono dei temi molto importanti. Uno è la continuazione del progetto di cui appunto mi sono già occupata l'anno scorso, dei seminari, che quest'anno insieme alle organizzazioni sindacali faremo dei corsi di formazione all'interno delle aziende. Tornando all'acqua, nel Consiglio si è parlato anche degli impianti ittiogenici di Tomo e Bolzano Bellunese, con l'approvazione di una convenzione tra Provincia e Veneto Acque per la realizzazione di forme di supporto per l'incremento della produzione negli incubatori e negli allevamenti colpiti da vaia. È tutto, vi lascio il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Cede l'anticiclone, la stabilità lascerà posto ad un peggioramento del tempo a causa di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 30 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una crescente variabilità. Al mattino avremo ampi spazi soleggiati, a seguire sarà più nuvoloso e non si escludono delle precipitazioni sparse e a carattere intermittente. Temperature stazionarie, minime tra 9 e 13 gradi, massime invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole inizialmente, con il passare delle ore più nubi e non sono escluse delle piogge un po' dappertutto sulla nostra regione. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sole e nubi con locali piogge anche in questo caso nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.